bussando leggermente alla vostra porta, chiedo cortesemente, lasciatemi entrare. Lo chiede con commozione don Stefano Libini ai fedeli di Santa Maria del Ponte a Lavagna e San Lorenzo di Cogorno. È una valigia pesante anche se non contiene granché, dice con semplicità. Un bagaglio che il sacerdote 54enne, ordinato 2 anni fa, ha riempito con l'esperienza in Val Graveglia. Chiede di essere accolto dunque, sicuro che solo con l'unità e la collaborazione si possa costruire un buon percorso di chiesa. Speriamo che la rotonda fatta sia anche per noi un modo per mettere in circolazione il nostro lavoro, il nostro essere fratelli e poi per poter poi prendere tutte le direzioni che sono le direzioni più disparate, quelle in cui c'è l'umano, c'è l'umanità. Il vescovo, nel presentare don Libini, invita a mantenere un cuore fiducioso. Il sacerdote, spiega, arriva in un momento particolare di comunione per tutta la diocesi. Stiamo camminando, come abbiamo detto domenica nella grande assemblea diocesana, per edificare una comunione più stretta. Viene qui lui per favorire questa comunione e questa collaborazione. Nel discorso finale don Libini ha salutato i fedeli delle valli che, ha spiegato, aveva iniziato ad amare. Al termine un momento di festa nel campetto parrocchiale. Auguro a lui di trovarsi bene, noi ci mettiamo tutto l'impegno, certo che la comunità è abbastanza estesa, quindi in lunghezza più che altro, e si spera che lui ci accolga bene. Ecco. Il compito per don Stefano sarà quello proprio di riunire le generazioni? Secondo me il compito principale è quello lì, sì. E poi speriamo che riesca un po' di nuovo a darci un po' diciamo non so neanche, di forza e di gioia nel servire anche alla Chiesa, diciamo. Ha cercato di venirci incontro, di capire le nostre difficoltà, abbiamo con lui gioito, abbiamo pianto con lui, ci siamo comunque sentiti seguiti e anche voluti bene.